Posso sapere? Diciamo che mi sta un po' un coppia coglione. Lasciate subito 2000 mi piace per questo fantastico episodio e scrivete nei commenti chi vorreste come prossimo ospite. Ah, Waiu, e soprattutto iscrivetevi al canale, lo sapete, è gratuito. Arriviamo ai 40.000 iscritti su YouTube entro la fine di quest'anno. È un obiettivo che mi sono prefissato e grazie a chi lo farà. Conto su di voi. E Waiu! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale di Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi sono qui da Chef Franco. Ciao Chef. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Per questo mio nuovo format. Cosa ne pensi di... Ragazzi, prima di cominciare ovviamente lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e pure a quello di Chef Franco, facciamo arrivare a 100.000 iscritti, facciamo questa grande festa. Ti ringrazio. Format lo conosciamo. Sì. Faccio dei nomi in maniera random e qualche nome che mi sono preparato. E tu mi devi dire cosa ne pensi sinceramente, onestamente, Vabbè, delle persone. si sa. Ok. Va benissimo. Allora, come ho fatto pure per gli altri ospiti, vado a caso tra i seguiti su Instagram, anche se qua i seguiti sono 95, quindi non sono proprio tantissimi, ma ci riusciremo a trovare qualche nome. Allora, cosa ne pensi di Enrico Bricchi? Allora, Enrico Bricchi è dove lavora mio figlio a Milano, Corax. Ti posso dire che è un ragazzo di 23 anni, 24 anni, 15 anni, ragazzo brillante, molto avvantaggiato con la mente, ci ha aiutato tantissimo. Mio figlio si trova bene dove sta e che dirgli, solo ringraziarlo, tutto lui e tutto lo staff. Sei una persona squisita e ti voglio bene, Enrico, lo sai. Vediamo il secondo nome, cosa ne pensi di Enrico Porzio? Vabbè, mi hai fatto un nome, la storia, secondo il mio punto di vista. Enrico Porzio io lo voglio bene, lo ritengo, posso dire queste parole perché veramente quando ci vediamo lo ritengo come un fratello, come un amico. Quando vado da lui a fare i video mi fa entrare nella cucina, si mette a disposizione. La prima ti racconto questo aneddoto. Quando siamo andati la prima volta a Pianura, Sì. dove c'ha la prima sede, lui non ci conosceva. Abbiamo fatto il video sul canale di Shale Boom, il video è andato bene, poi ci ha chiamato la seconda volta, ho fatto un paio di video anch'io e ti posso dire che è una persona fantastica, merita, un grande lavoratore, bravo e poi fa anche una bella pizza, a me piace tanto. Stanno 2 o 3 di loro che fanno le pizze che a me piacciono. Un altro che lo stimo e lo voglio bene, Arba la Mesa. Secondo il mio punto di vista io non è che non capisco le pizze, però cucino e ti posso dire che è una delle migliori pizze di Napoli, sia la tricottura e sia quella là normale. Ti posso dire che la digestione ottima, la roba che mette sopra di qualità, olio buono, no, ma non è, ci sto facendo pubblicità, però quelle volte che sono andato a mangiare anche lui si mette a disposizione e fa una bellissima pizza. E poi sta Michele, stanno tanti vari pizzerie famose che si mangia bene, dico Vero, la vero. verità. Passiamo al terzo. Cosa ne pensi di Simone Crispo? Allora, Simone Crispo io l'ho conosciuto da poco perché essendo che voi fate questi tornei ti posso dire che è un ragazzo intelligente, parla sempre in italiano, è educato, una brava persona. Mo che ha fatto i 100.000 iscritti, ha fatto la partita del cuore e quando sono andato mi ha ringraziato, ha detto Chef Franco, ci contavo che venivi, lo rispetto, è un bravo ragazzo. Allora, chi mi rispetta io lo rispetto a tutti, un bravissimo ragazzo e merita più di 100.000 iscritti, molto di più, bravo, Grande bomber. grande. Facciamo l'ultimo random, dai, cosa ne pensi di Fuse Gamer? Oh, in famiglia sono capitati uno dietro l'altro. In famiglia, sì. Allora, io ti dico la mia. Allora, Fuse Game all'inizio mi stava un po' sui coglioni. Ma non è perché lo Fuse Game, anzi, Andrea lo sa bene che io adesso è diventato molto più maturo, lo stimo. È un ragazzo che capisce alla collaborazione, noi collaboriamo con lui collabora con noi. Ti posso dire, lui, Mirko, è il cugino, bravissimi ragazzi, educati, la prima cosa. Lo voglio bene, veramente è una persona che lo voglio bene. All'inizio c'è stato un po' di sdico con mio figlio Shale Boom, un anno e mezzo non si sono guardati e ovviamente io faccio tifo per Shale Boom, io sono il papà e mi pigliavo pure collo, però ti posso dire che piccoli screzi, sì, ma niente di che, li stimo e li rispetto a tutti e tre, veramente. È tutto bene quello che finisce bene, Sì. perché poi se... Poi una volta io ho parlato con lui a Città Andrea. Allora, tu, mio figlio, altri youtuber siete di Napoli, siete forti. Mo state facendo questi tornei, cose, mio figlio, è una cosa bella, a me piace. Ma anche da fuori facciamo pure vedere un bel gruppo, è una bella bello, poi unione. non c'è da stare gelosia, tengo un numero di iscritti, 500, pure chi ti tiene 20.000 iscritti, quando vuole fare un video che ti metti sempre a disposizione e noi ti vogliamo bene, io ti stimo e ti rispetto. A posto, allora adesso concluderei diciamo la fase delle persone random e faccio io qualche nome un po' così per restare sulla scia cibo, perché chiaramente Chef Franco, io sono curioso di sapere cosa ne pensi di Chef Max Mariola. Allora, Max Mariola non lo conosco di persona, lo vedo su YouTube, su Instagram. Ti posso dire che io mi ispiro molto a lui, è un grande, bravissimo come cucina, il modo di intrattenere, bravo. Anche lui usa prodotti di qualità e si vedono nei video. Una volta gli abbiamo mandato un messaggio, ci ha risposto pure tramite Corax dove lavora mio figlio, dovevo fare una
collaborazione, secondo me ci sarà, penso che ci sarà. Ognuno porta il suo cavallo di battaglia. Bellissimo, c'è una sfida tra i due chef, ci penso può tra i stare. migliori su YouTube. Vai, ti ringrazio. Penso ti tra i ringrazio, migliori secondo ti me. ringrazio. Allora, cosa ne pensi di ZV Jackson? Senti, allora ti dico la mia, io non lo conosco, l'ho conosciuto, era molto piccolino che è venuto a casa mia un paio di giorni. Allora, se una persona non lo conosci da vicino, tipo come conosciamo te, altri youtuber, non lo posso giudicare. So che di carattere è un po' antipatico, è un po' scontroso, però quella volta che è venuto qua, lui era ragazzino, aveva vergogna anche di mangiare. Tu lo sai, noi siamo ospitali. Molto. Chiunque viene, lo sai bene, chiunque viene a casa nostra, noi ci mettiamo a disposizione. Però ti dice come di persona, l'ho conosciuto un po' 2 giorni, ma roba di che. Tanto può essere un buonoglione, tanto può essere. Ognuno ha il suo carattere. Però vedo che anche lui è forte, è molto bravo sul suo canale. C'ha pure lui 1 milione di iscritti. Complimenti. Poi la gente non è che se tu le persone le conoscerai vicino, vedendo da YouTube, vedendo da Instagram, tutti quanti dicono ma come è bravo questo. Però da vicino ognuno ha il suo carattere. Però niente di che. Ok, passiamo ad un altro, anzi ad altri creator molto molto famosi, molto forti. Cosa ne pensi di Pirla SV? Allora, io conosco solo Pierino, dico la verità. Il fratello non ci ho avuto mai il modo di parlare, anzi siamo andati, voi siete andati a fare un video a Cercola al campetto e ho parlato con lui, abbiamo fatto una lunga chiacchierata quando abbiamo fatto il video del Milano e lui ha detto sì, pure a Milano vi hanno messo sulle storie, cose. Ognuno fa il suo mestiere. Ti posso dire che il fratello non lo conosco e all'apparenza mi sta un po' antipatico, ma niente di che, perché poi è un giovane e mi dispiace pure dirlo, però Pierino è un ragazzo intelligente come voi e anche loro gli apprezzo quello che fanno e tutto, dico la verità. Allora, cosa ne pensi di, torniamo un'altra volta al cibo, in cucina con Ruben? Su TikTok vedo che va molto molto bene, lui ha questo balcone, è una cosa molto particolare. Una cosa bella, sì, l'ho visto pure su Antonella Credici. Allora anche lui lo ritengono un bravissimo chef, cuoco, bravo, fa dei piatti spettacolari. Il format che sta portando sul balcone va tanto, molto forte, e io vorrei anche con lui fare un video di cucina, perché poi io non è che mi ritengo, però Chef Franco sta all'altezza di fare anche piatti particolari anche lui. Secondo me è una bella collaborazione. Tu con oggi lui. hai mangiato un piatto mio ed era spettacolare. Spettacolo che poi uscirà tra l'altro sul suo canale, quindi andatelo a vedere e facciamo girare questo video, queste clip, Sì, magari spero che arrivano. Fosse bello, dai, a me lo sai, a me piace tanto cucinare, tu hai visto la passione che ci mettiamo, il tempo. Bello, bello. Allora, invece, cosa ne pensi di Fabio Bergomi? Che ricordo che qualche volta su OCV c'è stato C'è stato qualche disdiguo, però ti posso dire che le prime volte poi, ognuno ha il suo personaggio, lui è un personaggio. Quando sono andato su OCV all'inizio mi arrabbiavo, poi ci capite i personaggi come sono, però ti posso dire anche lui, all'inizio dicevo chi siete tutti scemi, cosa, però ti posso dire è una brava persona, dai, ci sta lo sfottò, come io dico sempre nel calcio, la cosa bella è lo sfottò, però in modo adeguato, non arrogante, non brutto. Ho parlato poche volte, però ti posso dire è una persona intelligente. Allora, nel video che ho fatto con lui ha usato bellissime parole per voi. Voglio sapere cosa ne pensi di Tony Tubo. Allora, secondo me Tony Tubo, io l'ho conosciuto, vedevo i video loro, gli Eliz, erano un gruppo bellissimo, poi c'è stato un disdiguo, niente di che, ognuno prende la sua strada. Ma io ti posso dire che Tony Tubo è stato l'unico che ha creduto su mio figlio e l'ha aiutato tantissimo. E allora io gli faccio un bocca al lupo a lui per il suo matrimonio, un bocca al lupo alla sua amata moglie e ti posso dire che è una persona squisita, ho conosciuto anche i genitori. Tony Tubo, chef Franco bene, ricordate. Allora, li hai nominati, adesso voglio sapere cosa ne pensi degli Eliz. Allora, secondo me il mio punto di vista gli Eliz. Antonio è la mente, questo è il mio punto di vista. Mirko, bravo sul lavoro con la telecamera e tutto, e Andrea è la sua immagine. Sono tutti e tre forti, rappresentano anche loro la bella Napoli, anche loro fanno i video su Napoli e vi posso dire che li ho conosciuti, sono bravi ragazzi, educati e tutto. Mentre per l'altra parte del gruppo, Dadino l'ho conosciuto quando Andrea ha fatto quella festa a Cercola, poi ho conosciuto Om alla partita allo stadio Maradona, è una persona, mi era antipatico, però è una persona intelligente, il modo come parla. E Harry Laz, ho sapito, diciamo che mi sta un po' un coppe coglioni, però lo voglio bene lo stesso perché ha l'età di mio figlio e mi sembra anche brutto dire, sono bravi tutti quanti, tutti. Poi ognuno ha il suo modo di fare i video, di intrattenere le persone, i ragazzi, però ti posso dire che sono un bel gruppo. Harry Laz non gli ho mai parlato, non ci hanno stringato mai la mano, non lo posso giudicare, però diciamo all'apparenza mi sta un po' antipatico, però mio figlio, voi siete andati nella villa, papà, disponibile, una brava persona. Vabbè, una sensazione a pelle. A pelle, sì, ma niente di che. Chef, io penso che ho fatto tutte le domande. Però una domanda non mi ha fatto, una domanda che ho per Shale Boom. Cosa ne pensi di Shale Boom? E chiudiamo il video. Allora, Shale Boom, io lo ritengo, al di fuori che è mio figlio, è come se fosse un frate per me. Io sono un fratello maggiore, è un ragazzo, ma non è perché mio figlio è molto intelligente, ha raggiunto il traguardo che lui da tanto tempo aspettava i 500.000 iscritti, molto bravo
bravo a intrattenere, tengo un figlio, come si dice a Napoli, bravo, d'oro, tengo pure la pazienza, e lo voglio bene. Io confermo tutto quanto ed è tu? anche molto molto buono. Molto disponibile con tutti, Troppo, bravo, forse. bravo ragazzo. Allora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Questo format mi piace perché sono belle domande, ovvio. Tu quando uno ti sta antipatico proprio un coppia coglione dici sì, Dici. dico. Però posso dire che ho conosciuto tutti questi ragazzi come ZW Jack che è venuto a casa. sono tutti quanti bravi, Sì, comunque. la maggior parte sono tutti bravi ragazzi, dai. Ragazzi, se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel mi piace, commentate qui sotto con il nome di un possibile altro ospite e noi ci vediamo in un prossimo video. E you. Ciao.